ed è in cerca dell'anima gemella. Ciao Filippo. Ciao. Allora Filippo, tu hai 42 anni? Sì. Sei in cerca della donna ideale, dell'anima gemella. Sì. Sei di Marsala? Sì. Quanto tempo è che sei single? Un paio di mesi. Un paio di mesi? Ah, 2 mesi fa tu eri fidanzato? Sì. Quanto tempo ci sei stato con questa ragazza? 12 anni. Quanto? 12. Non ho capito. 12 anni. Ah, 12 anni. E come mai ti sei lasciato Filippo? C'è un po'. Problemi? Colpa sua madre. Incompatibilità di carattere? Purtroppo succede nella vita. Ne hai sofferto tanto? Sì, sì. E tuttora pensi ancora a lei? Sì. Però hai forza di andare avanti e ti stai presentando appunto per superare questo momento, Certo. giusto? Certo. Vabbè, parliamo di questa anima gemella che tu saresti interessato a conoscere. Che genere di donna ti piace? Che tipo di donna dobbiamo cercare? Parliamo dell'età. Partiamo da una base. Cioè a partire da... Come posso dire? Questa ragazza. Sua madre aveva. Io ma cosa c'ho da dire? Vabbè. No, ti dico io, la ragazza, la donna che noi dobbiamo cercare, da che età dovrebbe partire? Da 36. Da 36. 36 è l'età massima. Sì. Mentre l'età minima, da quale età dovrebbe partire? Tipo, non so, da 20, 22, 23, 25, 18, non so. 25. Da 25? Sì. Quindi partiamo dai 25 per andare a finire a 106. 36, 38, Sì. anche 40, Sì. 45 pure? Sì. Pure, anche 50. No. Se si mantiene bene però 50 va bene. Certo. Che a volte ci sono donne anche di 50 anni si mantengono bene. Sì. Per te è bene lo stesso? Certo. Perfetto. Ti piacciono le brune, le bionde? Hai qualche preferenza particolare per quanto riguarda aspetto fisico? Bruno. Bruna? Sì. Cioè ti piacciono le donne brune? Occhi? Preferenza di occhi? Colore degli occhi? Nere. Neri. Quindi bruna con gli occhi neri. Ti piace praticamente la classica bellezza mediterranea, dico bene? Sì. Tu sei di Marsala, originario, Sì. giusto? Sì. Lavori? No. Non lavori. E che fai attualmente? Niente? Sei disoccupato? Sì. E il motorino ce l'hai? No. La bici? Invece c'è. La bici ce l'hai, però cammina a piedi Sì. per fare ginnastica. Sì. Ma è meglio così, ti mantieni in Certo. forma. Vabbè. Nel caso dovreste telefonare qualche donna che si trovi non a Marsala ma che si trovi nelle zone limitrofe, tipo non so, Trapani, tipo Mazzara del Vallo, oppure Santa Ninfa, oppure qualche paese nelle vicinanze, per te va bene lo stesso? Sì, va bene. Sì. E come fai a spostarti? Col treno. Col treno. Ti prendi il treno e la vai a trovare. Perfetto Filippo, raccontaci un po' di te, che tipo sei? Raccontaci un po' il tuo carattere, che tipo di uomo sei? Se tu dovessi descrivere la tua persona, come ti descriveresti? Un tipo tranquillo, così. Tranquillo. Sei molto conosciuto qui a Marsala. Sì, molto. Ti conoscono in molti. Sì. E in questo momento magari ti stanno guardando alla televisione. E dicono Filippo sta cercando l'anima gemella. Va bene, continua Filippo. Poi il tuo carattere. Sei buono di animo? Sì, è buono. Buono. Hai vizi particolari? Fumi? Sì, Fumi. Bevi? No. Niente. No. Neanche una birra. No. Sei completamente astemio. E già è qualcosa. Poi continua. Fai sport in particolare? Non so, ti piace qualche sport in particolare? No, niente. Niente. Come sport? Niente. No. Adori il mare? Andare a mare ti piace? Sì. Ci vai spesso d'estate? Sì, spesso. Da solo? Sì, da solo. E quindi speri tu di andarci con la tua anima gemella? Certo. La musica l'ascolti? Sì, un po'. Che tipo di musica? Canzone napoletana. Napoletana, ti piacciono le napoletane? Sì. Perché sono molto romantiche. Hai, non so, preferenza per qualche cantante? Non so, c'è un cantante particolare che ti piace? Il tuo cantante preferito praticamente per le canzoni napoletane? Scugnizzo. Maurizio Scugnizzo, Bello. ti piace? Sì. Va bene Filippo. Amiche telespettatrici, state conoscendo Filippo. Filippo ha quanti anni c'hai Filippo? 42 mi sembra, 42 anni ed è di Marsala ed è in cerca della sua anima gemella. Per tutte quelle di voi che lo volessero contattare, Filippo è qui, sta aspettando le vostre telefonate perché si vuole sistemare, sta cercando una storia sera. Filippo praticamente proviene da una ex storia d'amore, ha sofferto molto, tuttora sta soffrendo, difatti se lo vedete è un po' trascuraticcio, però basta insomma che si dia una bella ripulitina, una sbarbata
chiamata e diventa come nuovo, alla perfezione, dico bene Filippo? Sì, sì. Per cui ci vuole per lui un'anima gemella, una ragazza che lo tenga praticamente sotto controllo e lo faccia diventare nuovo, dico bene? Bene. Allora Filippo, in questo momento ci sono le telespettatrici, quelle donne che ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no. Vuoi dare un messaggio particolare guardando la telecamera? Non so, qualsiasi cosa tu vuoi dire, loro in questo momento ti stanno ascoltando. Vai, parla. Quindi, Alberto, io Qualsiasi cosa, qualsiasi messaggio rivolto alle telespettatrici. In questo momento ti stanno guardando, stanno aspettandosi qualcosa, qualche messaggio da te. Vai, parla. io spero che queste ragazze mi chiamano in particolare una. Grazie. Perfetto, sei un po' emozionato? Boh. Fa niente, non ti preoccupare. Boh. Va bene, amiche telespettatrici, ripeto, Filippo è qua, 42 anni, di Marsala, è in cerca dell'anima gemella, per cui chiamate. Per tutte quelle di voi che lo vorressero contattare, state vedendo il numero telefonico è qui, Filippo sta aspettando. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluto naturalmente. Filippo. Ciao ciao, chiamate. Oh yeah!